Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta che nella seconda parte si occuperà di una serie di iniziative di letteratura al femminile. Nella prima parte siamo invece in compagnia di Alessandro Svab, che è maestro concertatore e direttore del coro dell'Accademia Lirica Internazionale Santa Croce. Grazie per essere venuto nei nostri studi per parlare appunto dell'attività dell'Accademia, che intanto quando nasce? Nasce nel 2008, così, quasi come una specie di gioco. Abbiamo messo in scena con dei giovani cantanti Le nozze di Figaro. Per fortuna non ha detto il flauto magico, no, che è una delle opere che io non amo molto. Ecco, no. No, le nozze, e queste nozze continuano sempre, e quasi, come posso dire, dico facciamo questo ragazzi, facciamo un po' di Puccini, facciamo Nozze di Figaro. Perciò cambiano le generazioni ormai. Come a Trappola per Topi, che ormai... tutti chiedono questo, ma è comprensibile perché la scrittura, poi ci sono tanti personaggi, appunto, più difficili, più facili, più abbordabili, perciò i giovani chiedono appunto Mozart. Allora, quando è nata, a me piace da un po' di tempo a questa parte, lo faccio sempre, mi piace molto, come dire, forse il verbo è eccessivo, storicizzare le cose, cioè inquadrare le cose in un preciso momento. In questi giorni si celebra il compleanno della Chamber Music, che ieri ha incominciato la sua stagione numero 30, e là bisogna anche vedere in quale panorama si è inserita l'associazione 30 anni fa. 17 anni fa, sì, se faccio giusto il conto, sì, 17 anni fa, qual era il panorama in cui l'Accademia si era andata ad inserire? Bella domanda. Ma mettiamola così, nei primi anni 90 il mio maestro, io ho frequentato la scuola di musica di Fiesole, e il maestro Claudio Desderi mi chiamò e mi disse: senti, ho bisogno di un assistente. Ho detto: maestro, io ho iniziato la carriera, guarda, non mi interessa, io ti ho dato molto, adesso tocca a te. Me la pagava però? Sì, come? Profumatamente pagata, sì. E ho detto: io so già tutto, so quando tu sei libero, so quando non canti, perciò vieni. E così, e questo germe intanto ha iniziato a crescere dentro di me. Così ho iniziato a invitarlo in Friuli, in diverse cittadine del Friuli, e possiamo dire che assieme abbiamo cresciuto un po' di cantanti. All'epoca lui poi è stato per un periodo direttore artistico del Regio di Torino, sicché in seguito alle masterclass qui si sceglievano i cantanti e iniziavano a fare i primi passi. Da lì mi è nata questa idea, cioè due idee. La prima, che era dedicata proprio a un'accademia. Premetto che l'Accademia è una associazione musicale, ecco, senza scopi di lucro, perciò. La seconda cosa, mi piaceva questa continuità, perciò come creare una specie di, come i pulcini per le squadre di calcio, no? Sì. Un vivaio che poi li cresci e poi te li trovi già pronti. Dunque questa è stata la molla. E così, quasi come dicevo, per gioco abbiamo fatto questo tentativo e è andata di molto bene. Santa Croce è il mio paese, io sono nato a Santa Croce, e lì poi, lo sapete bene, il cugino di mio papà è nato a Santa Croce, Carlo Cossutta, un grandissimo, come no. Ecco, un tenore drammatico, una storia meravigliosa la sua, purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Ecco, perciò tutto questo, questa insistenza anche da parte di mio padre, ha detto: ma tu sei stato fortunato, tu sei entrato giovanissimo al Verdi, fai qualcosa per i giovani. Dunque tutte queste cose hanno fatto sì che nel 2008 abbiamo iniziato, nel 2009 abbiamo fatto
il nostro statuto e siamo partiti. Senta, prima di parlare del coro, già che ci sono, mi inserisco in questo discorso. Sì. Come arrivano i giovani in accademia? Cioè arrivano già imparati, arrivano con l'umiltà necessaria? Noi abbiamo, diciamola anche così, spiego anche la mia domanda, noi abbiamo l'impressione, per colpa di alcune trasmissioni televisive, che i giovani che vogliono intraprendere la carriera artistica si considerino io ho sentito dire, noi artisti, allora mi viene da dire, se tu sei un artista, Barbara Streisand cos'è? Una divinità, insomma, no? Però, vabbè, può anche darsi che non sia del tutto male un atteggiamento di questo genere, a pensarci bene, però insomma, resti un po', come dire, quantomeno scioccato da certe cose, no? Si ha anche l'idea che magari questo sia tipico di un certo tipo anche di un certo tipo di musica, se vogliamo. Ma da voi come arrivano? Beh, ha toccato un tasto veramente, l'umiltà. Questa è, secondo me, la formula giusta, quella vincente. Posso dire questo, che in alcuni giovani vedo un po' di arroganza, ma non perché lo sono. È una forma di difesa. Dobbiamo scindere queste due cose, perché ci sono quelli, ecco, che si smontano subito, no? Dopodiché vedi che è gente sana. Ma questo deve essere un biglietto da visita. L'umiltà è giustamente arrivare pronti, non che arrivi e poi si perde tempo, gli altri perdono tempo, perché tutto costa. Non dico che costa tanto il corso, ma costa viaggiare. I ragazzi che vengono da noi, diciamo che venivano perché dalla pandemia abbiamo avuto un forte freno, purtroppo, come tutte le attività, anche quelle sportive, ahimè. Ma fondamentalmente è questo. Io ho cercato sempre, e per questo poi lo collegheremo anche con il discorso del coro, ho cercato sempre di inserire diverse realtà, diverse etnie, nazionalità. Sono convinto che questa diversità sia una ricchezza, una enorme ricchezza, ma porta anche un lavoro rapido, veloce. E non è una questione perché quello fa così, io devo fare meglio di lui, non è questo tipo di guerra, è proprio come posso dire, una forma di arricchimento. Sì. Io ho questo, una cosa in più, tu hai quell'altra cosa in più. Questi sono... Vediamo delle immagini, questi sono bambini piccoli. Questi sono molto piccoli, sono ragazzi di Mosca, del coro Cantus, che in 2 ore abbiamo messo su il Va pensiero del Nabucco. Dove è stato girato? Questo è proprio la scuola Haydn di Mosca. Ho capito. Strano, no? Sentire il Va pensiero con delle voci così leggere, non so se il termine è corretto. Voci bianche. Sì. Questi ragazzini hanno cantato il Requiem di Mozart, perché questo coro dà una continuità, cioè i ragazzi che passano, ovviamente, che crescono e cambiano la vocalità, poi diventano baritoni, tenori o bassi, ma rimangono nel coro. Ho capito. Perciò queste le voci bianche fanno il soprano e il contralto, sono straordinari. No, veramente... Ecco, questo è il coro che sto cercando di portare dal Santo Padre
assieme ad altri bambini di diverse nazionalità, tra le quali anche chiaramente l'Italia, l'Ucraina, la Croazia, la Germania. Sono tutti ragazzi, bambini per lo più, che hanno partecipato al progetto Ragazzi all'Opera. Il progetto Ragazzi all'Opera ha a che fare anche, no, casomai ne parliamo dopo, perché il coro invece dell'Accademia nasce 10 anni fa. Sì, il coro dell'Accademia nasce in seguito alle opere, i titoli che venivano messi in studio in Accademia. 1 o 2 titoli all'anno, i giovani cantanti di diverse nazionalità avevano bisogno di un coro, no? Ecco, e così prendevamo queste persone che venivano lì ad ascoltare per lo più, ad ascoltare le prove, le porte erano sempre aperte, e continuiamo a fare così, continuiamo a tenere sempre le porte aperte, chiunque può venire ad ascoltare le lezioni. E così hanno detto, possiamo provare noi. Da lì è nato il coro. Dopo pochissimo, 1 anno, forse 2, queste persone dicono, ma senta, non possiamo continuare questi progetti, perché fare soltanto questi piccoli sprazzi? Cioè, no? Diamo un'attività organica anche. Diamo un'attività organica. Dunque abbiamo incominciato a presentarci in alcuni concerti sacri, poi appunto concerti di Natale come quello per il quale sono qui, l'ultimo che abbiamo fatto. E la cosa è diventata anche in questo caso, così come, eccolo qui il concerto di Natale. Le persone che vedete davanti sono persone con serie problematiche, per lo più problematiche legate alla testa. Sono del centro di lavoro medico dell'ospedale di Nova Gorica. Nel spirito, diciamo, di Go 2025, già un paio di anni fa abbiamo iniziato a coltivare questi contatti. Questi signori che vedete davanti, dietro c'è il coro dell'Accademia Lirica con un gruppo di giovani cantanti russi, giovani studenti russi. Posso dire che all'inizio, 1 anno fa, a stento riuscivano a guardarmi in faccia, difficile era avvicinarsi. Qui invece hanno cantato Aggiungi un posto a tavola, un brano che abbiamo scelto assieme a un altro brano per loro, Božićno drvo, l'albero di Natale, in sloveno, proprio perché Aggiungi un posto a tavola. Sì. È un brano strepitoso, tra l'altro. Sì. Poi se si leggono le parole, insomma, infatti, è un inno veramente all'inclusione. Sì. Quando l'ho proposto, spesso. Prego. No, io ho proposto, perché l'idea di questo coro è nata, forzatamente nata, da una mia corista, una signora di Nova Gorica che appunto lavora in questo centro. E le ho detto, aiutali così, ma come posso fare? Metti su un coro. Sì. Ma tra l'altro, ecco, è bello sottolineare come delle volte per esempio in questo caso dalla musica di un musical, perché sì, una commedia musicale, delle volte arrivino dei messaggi molto forti se poi li si legge. C'è anche quell'altro brano tratto da, oddio non mi ricordo, You Never Walk Alone, che poi è anche l'inno del Liverpool, se non mi sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine. Anche lì se leggi le parole ti vengono i brividi, perché è così, insomma, bisogna. Sì, abbiamo constatato che questa formula funziona. Ridevano, scherzavano, poi hanno incominciato anche a parlare con il coro dell'Accademia. Dunque una conquista questa, no? A tutto tondo. Ma la cosa più interessante era proprio questo contatto che loro temevano all'inizio. Perciò in qualche modo, ecco, vede, canta anche il pubblico. Questo dove era stato fatto? Questo credo sia, vedendo i giubbotti, credo sia o Canal di Sonzo o la chiesa di Sant'Andrea, probabile Sant'Andrea
a Gorizia. A Gorizia. Ecco, come vedo, qui Sant'Andrea a Gorizia, qui non si guarda certo il ritmo, eccetera, ma la freschezza. Come si sceglie, maestro Svab, il repertorio di un coro? Ma io sono abbastanza democratico in questo. Io ho un grandissimo braccio destro, sinistro e grande amico, il maestro Fabio Zanin, che è il nostro pianista, ed è lui che segue il coro quando io vado all'estero per questi nostri progetti, il Bel Canto Italiano e il progetto Ragazzi all'Opera. Perciò assieme a lui, anche assieme ad alcune persone del coro, scegliamo i brani. Ecco, penso che sia la cosa più giusta, cioè noi dobbiamo soddisfare tutti i palati. Andare lì e dire si canta questo, si fa quell'altro. No. E poi le nostre prove sono prove, si scherza, si gioca. Io racconto gli aneddoti che ho vissuto i primi anni nel coro del Teatro Verdi, perciò a loro piace questa cosa perché si sdrammatizza, si gioca un pochino. Dico loro che noi siamo una famiglia, ognuno arriva con il suo bagaglio di mestiere, di attività, eccetera. Questi signori del questo è Friuli, questo è Ragazzi all'Opera ad Azzano X. Sono tantissimi. I ragazzi più grandi li aiutano, cantano le parti, diciamo, più ostiche. Tra l'altro il Friuli Venezia Giulia è regione di cori, no? È una regione assolutamente, ce ne sono tantissimi, noi ogni tanto ospitiamo anche qualcuno ed è... La tradizione corale qui è molto forte, molto presente. Si è mai ragionato sul perché rispetto ad altre? Ma credo proprio per la realtà geografica. Certo. Perciò qui il bagaglio nostro è un bagaglio importantissimo, adesso tutto quello che è la Slovenia, che era appunto l'ex Jugoslavia, ma l'Istria, una letteratura musicale, corale infinita. Allora, parliamo, so che... Un solo piccolo... Come no? Prego. Il ragazzo che cantava da solo, quel ragazzo lì ha iniziato proprio con Ragazzi all'Opera, credo nel 2009-2010, perciò cresciuto poi si è iscritto al conservatorio e quindi il cerchio si chiude. Il cerchio si chiude. Ma c'entrava con Ragazzi all'Opera? Era sotto Zanfagnini al Verdi o no? Sì, dunque, questa è una cosa simpatica, un ricordo simpatico del sovrintendente Zanfanin. Io gli chiesi di venire a Santa Croce, lui abitava a Opicina, a una recita in teatro, io cantavo e gli dico: ho un po' di ragazzi a Santa Croce, venga ad ascoltare. E dice: mamma mia. Me lo vedo. Sì. Dopo un po' gli dico: dai, no? Buon, guarda, ma vengo 20 minuti, 20 minuti e dopo vado via. È rimasto per tutta la... È rimasto per 2 ore, non si è commosso, ma io all'inizio, quando mi ha detto 20 minuti, non sapevo che cosa fare, chi metto?
Ah già, certo, come si fa a scegliere? Come si fa a scegliere? E c'era una ragazza giapponese che ora canta a Praga, al teatro di Praga, che cantava l'aria di Rusalka. E penso che l'abbia stregato. L'ha stregato, lui si è commosso, mette la mano sulla mia gamba e dice «Boh, me fermo». Ed è rimasto lì tutto il tempo. Alla fine del concerto mi dice «Domani vieni nel mio ufficio, domani dobbiamo parlare. Che cosa mi proponi?» E infatti io gli ho proposto Ragazzi all'Opera, che era già una... Sì. E lui mi ha detto «Meraviglioso, questa cosa». Gli ho fatto vedere un po' di video, eccetera, di foto, e lui mi ha detto «Ma questo è il pubblico del futuro». Appunto, gli ho detto. Ed è per questo che ho scritto questo progetto, proprio perché adesso i teatri c'è carenza di giovani. E qui, oltre al ricordo affettuoso di Zanfagnin, che è una persona deliziosa, allora, era come avere a che fare con Bette Davis per certi aspetti, però era intellettualmente stimolante. Io ho avuto un rapporto, insomma, non voglio dire stretto perché non sarebbe corretto, però avevamo avuto un buon rapporto, fatto anche di impuntature notevoli, però sempre all'insegna del rispetto reciproco e penso anche della simpatia reciproca. Però c'è la grande questione, no, proprio del pubblico del futuro, che riguarda, se vogliamo, mi viene in mente non solamente lo spettacolo d'opera, ma se vogliamo anche la prosa, persino il cinema visto in sala deve poter contare su un pubblico di giovani che, per quanto riguarda il cinema, è sempre più difficile da tirar su, perché sappiamo benissimo che le piattaforme purtroppo portano via pubblico dalle sale. Però appunto il pubblico d'opera che abbiamo visto durante la pandemia, come la prosa, non può essere sostituita dalla visione casalinga di un prodotto, anche se ben fatto non è assolutamente la stessa cosa, però c'è il problema, no? E credo che sia un problema che deve essere affrontato con strumenti differenti, anche a seconda delle generazioni. Probabilmente iniziative di un tempo non funzionano più adesso, iniziative prese oggi, tra 10 anni potrebbero non funzionare più. Credo che sia un problema basilare per determinate realtà. Io penso che il primissimo problema è che nella scuola, la scuola elementare già difficilmente offre, no? Vabbè, c'è il flauto, per l'amor di Dio, il flauto dolce, eccetera. Io rimando a Muti sul flauto. Sì, io nei primi anni 2000 ho incominciato a dedicare una produzione all'anno, 1 o 2 produzioni all'anno ai progetti scolastici. Perciò mi offrivo, qualcosa c'era a Torino, lì sì, qualcosa incominciava a Palermo, in Italia, diciamo, parlo. Ma all'estero c'era l'Inghilterra, la Germania, diciamo che la scintilla mi è arrivata in Irlanda. A Wexford. A Wexford abbiamo fatto l'esilio d'amore per i giovani e lì qualcosa mi è successo. Dunque, qual era il progetto tipico? Prendo i bambini dalle scuole, li porto in platea, lì si siedono, ascoltano e bella è finita. E questo secondo me non era abbastanza. Dunque io ho improvvisato a Wexford proprio una scenetta in platea con questi ragazzi. Facevo Dulcamara e aprendo il cappotto c'erano tutte queste fiaschette. E lì ho visto come hanno partecipato. Prima si pizzicavano, davano le solite cose. Dunque ho pensato no, cambiamo discorso e ho scritto questo progetto Ragazzi all'Opera, dove i ragazzi sono gli eroi, i ragazzi sono sul palcoscenico, loro cantano, loro. Sì, come ha visto, abbiamo messo un paio di ragazzi giovani per aiutarli, eccetera, ma fondamentalmente loro. All'inizio anche in regione mi hanno detto, ma sa, ai bambini non piace. Certo che non piace. Perché è una roba nuova. Perché non la conoscono, no? Sì. Ma noi dobbiamo fare qualcosa, questa è un'eccellenza nazionale. A parte che secondo me
un domani può diventare, come dire, il pubblico del futuro, devono diventare, ma non soltanto il pubblico del futuro colto, perché sì, l'hanno fatta, certo. perché l'hanno fatta. E io ho detto, ma anche la minestra non piace ai bambini, ma se la fai assaggiare magari piace, ma ancor di più, se tu gliela fai fare, mangeranno loro, la mamma, il papà e anche le zie. E così è successo con il nostro Ragazzi all'Opera. In teatro non venivano soltanto le mamme e i papà, certo, portavano tutti. Qui abbiamo fatto l'anno che abbiamo avuto più di 4.500 bambini in regione, che è un numero altissimo. Con il Barbiere di Siviglia abbiamo fatto 9 recite alla Sala Tripkovic, 9 recite, tutto esaurito. Sì. Abbiamo tempo ancora solo altri 5 minuti. Allora parliamo del coro. E mi dispiace, ma in genere poi io quando posso, non divagare, ma insomma mi piace anche andare oltre le scalette che ci si prepara nel poco tempo che si ha a disposizione. No, volevo soltanto ancora accennare a Belcanto oltre confini. E questo è di pari passo, questo è nato di pari passo. A un certo momento si sono presentati a Santa Croce circa 60 cantanti. Cosa facciamo? Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti, Sud America, Europa. Era una cosa meravigliosa, perché specialmente questo ci si accorgeva quando i ragazzi mangiavano. Perciò era questa tavolata lunga, tu partivi dall'alto e sentivi giapponese, poi cambiavi. Sì. Ed era una cosa fantastica. Dunque da lì ho detto, beh, ok, portiamo il bel canto, facciamolo conoscere non soltanto qui o comunque nei paesi limitrofi, ed è così che insomma poi è andata avanti. È andata avanti e sta andando ancora avanti. Per esempio da Shanghai arriveranno quest'estate un gruppo di ragazzi di una scuola molto particolare e verranno proprio per il bel canto. E senta maestro, la stagione 2025 penso che anche per alcune cose cui abbiamo accennato parlando tra noi non potrà non tener conto di Gorizia 2025, certo, di questa opportunità per certi aspetti unica. Certo, i progetti ci sono, non li dico. No, perché no. Ecco, ma ci sono 2 progetti piuttosto importanti, uno dedicato appunto che lo farò assieme al fantastico mio coro, anche questo multietnico, perché nel coro abbiamo persone appunto anche del Sud America, dell'America e di altre nazionalità, ed è proprio questo Gemischt che dà questa importanza e anche come si è visto questa grandissima apertura anche all'inclusione. Dicevo sì, oltre a questo cerchiamo sempre di collaborare con delle realtà cittadine o comunque regionali. Nel territorio dobbiamo sviluppare questa cosa. Abbiamo una bella coppiata adesso che funziona molto bene con l'orchestra di fiati Arcobaleno, con l'amico Eric Geriao, il direttore con il quale appunto stiamo pensando a qualcosa di interessante proprio e di tipicamente mitteleuropeo per il 2025. Casomai quando potrà parlarne magari torni così. Ma con grande piacere. Continuiamo a parlare. Con grande piacere. Io ringrazio il maestro Alessandro Svab per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi. Davvero, adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Grazie, arrivederci. Forse Bologna, però sempre allora, eccoci qua, stiamo parlando di Genova, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Roberto Maestri dell'associazione Aris, con il quale parliamo di un ciclo di presentazioni, di incontri che ha per tema letteratura sostantivo femminile. Perché questo titolo? Allora, intanto è corretto grammaticalmente. Questo non c'è dubbio. E poi, appunto, l'intenzione era quella di dare spazio ad autrici, appunto, donne, triestine, che appunto sono presenti nel nostro panorama culturale.
Quindi l'intenzione è stata proprio quella di dare voce a queste persone, a questi libri e a queste storie. Verranno presentati dunque il primo appuntamento, poi parliamo anche di Aris per vedere come queste attività si inquadrano all'interno del lavoro di Aris. Il primo appuntamento è previsto per il 12 di febbraio, che se non sbaglio è un giovedì. È un mercoledì. Un mercoledì. Sì, giusto. È sempre il secondo mercoledì del mese, saranno presentazioni a cadenza mensile e la scelta appunto è caduta sul secondo mercoledì del mese, poi la data si adatta ogni volta. Questo è il primo dei volumi. Sì, esatto. Ed è si chiama Dai Zia racconta, di Fulvia Ciano, edito da Lettere Scarlatte. Esatto. Che cos'è? È un libro di racconti e di memorie, cioè è un libro dove appunto l'autrice racconta aneddoti della vita triestina di un tempo alle proprie nipoti, per cui è un po' un ripercorrere quello che poteva essere la vita del dopoguerra triestino, e quindi con tutte le varie vicissitudini nel bene e nel male, ma con un senso anche scherzoso come si può raccontare un bambino. E c'è per quanto si possa, come dire, si possa inquadrare, c'è un filo rosso che lega quantomeno i libri che verranno presentati? Si può individuare? Allora, dal punto di vista delle trame, no. Sono anzi 4 libri molto completamente diversi. L'unico filo rosso è il fatto che siano autrici triestine e le case editrici sono altrettanto triestine. Allora, tranne l'ultimo che invece è una casa editrice non triestina, però l'autrice Fabiana Redivo è ugualmente di Trieste. Allora, vediamo giusto un attimo gli altri 3 libri che vengono presentati in questo primo ciclo, non mi pare di capire, perché poi si arriverà fino a giugno fra una cosa. Sì, poi dopo l'estate probabilmente andremo avanti con un'altra proposta. Allora, questo poi ha un titolo, Un orto botanico e 2 cimiteri, siamo sempre edito dalle Lettere Scarlatte. Questo di che cosa parla? E questo invece siamo più intorno al giallo, sono racconti però con una venatura noir o comunque di giallo, e proprio anche per dimostrare che la letteratura femminile non è soltanto una letteratura rosa, ma che si occupa anche di cose un pochino più scomode, diciamo. Qui poi ci sono addirittura 2, Carolina Tomasella e con Lorenza Fonda, Gatto Max, Impicci e Pasticci a Miramare. Questa è edita da Labora, quindi già posso immaginare un po' che qui siamo un po' su un tema più leggero. Il Gatto Max era un personaggio del castello di Miramare, perché era un'istituzione, si può dire, quasi un dipendente che appunto soggiornava nel castello, nel museo, e appunto il libro è stato scritto da Tomasella e poi illustrato da Fonda. E poi l'ultimo che verrà presentato è di Fabiana Redivo. Il libro si intitola Il parto dell'anima, una storia di straordinaria adozione. Questa è la copertina. Adesso ho controllato un attimo come si chiama, in ultima di copertina. Fabiana Redivo è più nota per scrivere fantasy romanzi di questo genere. Quindi... Sì, assolutamente. Questo è un libro particolare perché lei ha voluto raccontare la sua esperienza personale in merito all'adozione di un figlio che ormai è diventato grande, adulto, eccetera, però appunto dopo un po' di anni ha voluto così trasmettere questa esperienza per comunicare l'emozione che ha provocato questi 2 genitori, perché si parla logicamente, giustamente, anche del papà, di questa scelta anche difficile non è una scelta, di adottare un bambino, tra l'altro all'estero, per cui con tutta una serie di vicissitudini e problemi, e poi però la gioia anche di aver portato avanti questa maternità diversa. Incuriosisce un po', ma neanche tanto sotto certi aspetti, è
per altri versi potrei anche dire incuriosisce piacevolmente, il fatto che non siano scritti in dialetto. Sì, questa, se vogliamo, è anche una scelta proprio dal punto di vista letterario. Sì. Perché appunto, senza voler sono completamente diverse. La forza del dialetto, che forse però si adatta più ad un genere, o la poesia, oppure ad una serie, a racconti, sì, a una letteratura un po' non minore, ma comunque diversa, insomma, sì, e certo, poi limitata al territorio cittadino, perché al di fuori, già, certo, sì, al di fuori già un libro del genere, un libro scritto in vernacolo, è difficilmente poi comprensibile da chi non parla dialetto. Immagino che per esempio il primo, Dai zia racconta, è più incentrato, me lo dicevi, su storie triestine. Esatto, sì. Gli altri anche no, cioè possono essere storie, il gatto di Miramare anche, però anche l'orto botanico, sono comunque ambientazione è comunque triestina. Ok. Per cui forse l'ultimo appunto si distacca, però insomma si discosta, gialli, perché il tema è un altro. Questo mi interessa abbastanza, invece è vero che, e non solamente a livello, anzi diciamo, forse a livello italiano, nazionale, è un po' difficile la cosa, però a livello internazionale è anche vero che parecchie sono le scrittrici di gialli. Sì, è vero. Non voglio andare su Agatha Christie, che rimane, secondo me, forse perché si tratta dei primi libri che io ho letto grazie ad una mia professoressa di italiano, la professoressa Verzegnassi, che mai ringrazierò sufficientemente per questa dritta. Però, a parte questo, però, sono tantissime le donne che scrivono gialli. È vero, è un genere che probabilmente ha un appeal particolare nei confronti dell'universo femminile. Chissà perché. A questo ci vorrebbe forse uno psicologo a spiegare cosa. Sì, perché oggettivamente deve esserci qualche cosa che va oltre. Forse anche una ricerca, una passione per l'intreccio, per la storia da sviscerare, una storia complicata. Sì, è un dato. In Italia ce ne sono parecchie, non tantissime, ma per esempio soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, paesi nordici, anche in Scandinavia, e anche nei paesi nordici è un fiorire di autrici, e tutte abbastanza differenti una dall'altra. A me piace una che si chiama Elizabeth George, un po' di tempo che non leggo di lei, che scrive dei tomazzi anche abbastanza piacevoli, insomma. A me piace perdermi nei libri, mi piacciono i libri lunghi, ecco, i libri grossi. Vabbè, già che ci siamo, parliamo di libri, parliamo anche del suo, poi parliamo che ha un bel titolo, cioè un titolo curioso. Ero destinato a qualcosa d'altro, anche questo è pubblicato da Lettere Scarlatte. Questo è invece scritto da me, è una raccolta di poesie. Di poesie, ok. E quindi è un po', io mi occupo anche di scrittura autobiografica e ho voluto mettere in versi una sorta di mia autobiografia, nel senso che appunto arrivato così ad una certa età ho cominciato un po' a voltarmi indietro e guardare un po' gli anni che avevo passato, le varie così vicissitudini, scelte, tutte le cose normali che possono accadere ad una persona, e quindi ho fatto questa riflessione e l'ho messa in versi. Che cosa significa scrittura autobiografica? Cioè, è intuibile, ma nello specifico? Allora, nello specifico, per come la intendo io sono formato alla Libera Università dell'Autobiografia di Duccio Demetrio, di Anghiari. È una scrittura che intanto non si preoccupa della forma. Ciascuno scrive come sa e come può. E soprattutto scrive ciò che vuole, perché la scrittura autobiografica, a differenza della diaristica ad esempio, è sempre destinata ad un ipotetico lettore, mentre il diario ad esempio uno lo scrive per se stesso e spesso uno ci tiene anche a tenerlo nascosto. Sì. Nella scrittura autobiografica invece c'è un desiderio di comunicazione, per cui
c'è questa analisi della propria vita, di determinati avvenimenti, filtrata attraverso la scrittura e in modo da poterla comunicare a qualcuno. Quindi è questo. Ho capito. Lei sta parlando con uno che non ha mai scritto, non ha mai sentito la necessità di scrivere poesie, non ha mai sentito nemmeno la necessità di scrivere niente che non sia strettamente legato al proprio lavoro. Presumo che dipenda anche dal carattere, insomma, poi non è che si deve andare... Non è obbligatorio. Sì, appunto, non è obbligatorio. Ciò non di meno pongo la domanda, perché si scrive? Cioè, perché uno a un certo punto dice, boh, adesso scrivo qualcosa che riguarda me, scrivo qualcosa che riguarda la mia famiglia, invento una storia, cioè, da fervente lettore, questo può sembrare anche strano, non ho mai capito il desiderio di scrivere. Allora, si dice che la scrittura sia terapeutica, ma io penso anche che si scriva sempre per qualcuno che dovrà leggere quello che scriviamo. Sì. Si spera sempre che appunto qualcosa di noi resti. La motivazione potrebbe essere quella anche di lasciare un segno. Per cui una persona può essere portata a scrivere qualunque cosa, dal racconto, il romanzo, la poesia o anche un saggio, perché no, proprio per offrire a qualcuno una possibilità, un modo per porre anche se stessi, perché in fondo si scrive sempre di se stessi. Noi scriviamo di noi stessi in qualunque momento, perché lo stile è nostro, perché l'esperienza da cui proveniamo è la nostra, e di conseguenza mettiamo in pratica ciò che siamo. E questo è scrivere. Quello che dicevi, tornavo all'esempio di Agatha Christie, se vogliamo, che indipendentemente poi dalle trame gialle dei suoi libri, è palese che lì c'è uno spaccato di una certa società di cui lei faceva parte o ambiva a far parte. Lei credo fosse una altoborghese, insomma, no? Però giocoforza, se li rileggi, quando la soluzione dell'enigma passa paradossalmente quasi in secondo piano, perché tanto sai già come va a finire, oppure man mano che prosegui ti ricordi come va a finire, però man mano che vai avanti diventa appunto un'analisi per certi aspetti spietata di una società, sotto certi aspetti, vorrei usare una terminologia lieve, ma molto pervenù nei confronti di chi sta sotto la classe, essendo inglese poi quando si parla di classe, sotto la classe a cui la Christie apparteneva, in genere fa una pessima figura, pur non essendo quasi mai l'assassino, fra l'altro. Ma insomma, quindi effettivamente, anche se ti mascheri, Le Carré scriveva, adesso vado, Le Carré, ogni romanzo di Le Carré c'è la sua attività di spionaggio, eccetera. Effettivamente qualcuno scrive Ma spesso la letteratura di genere, io ad esempio sono un appassionato di fantascienza e curo anche una collana di fantascienza. Questo è il genere che a me non piace. Però spesso la letteratura di genere è un pretesto per analizzare e descrivere un qualcosa che già esiste. Per cui, e tra l'altro la letteratura gialla o noir, il thriller, non si discosta da questo elemento, perlomeno quella di un certo livello, appunto perché attraverso l'indagine, attraverso il far vedere un certo mondo, si può così fare una denuncia, si può fare una critica, eccetera, di una società, di un mondo che esiste. Quindi il grosso pregio appunto della letteratura è proprio questo, riuscire a dire cose raccontandone altre. Anche Harry Potter, se vogliamo, è una satira del sistema scolastico britannico, tra le più potenti che ci possono essere, se tu lo leggi appunto in un certo modo. Ma poi insomma,
il bello della lettura è proprio che puoi come dire, scavare all'interno dei libri e tirar fuori quello che vuoi, insomma. Quindi ricordiamo, poi adesso parliamo di Aris invece, ricordiamo appunto il primo di questi appuntamenti letteratura sostantivo femminile si terrà il 12 di febbraio, dove proprio qua in sede Aris, sì, che poi da noi in seminario in via Besenghi al secondo, sì, al secondo piano, che è la sede di Aris. Esatto. Noi abbiamo parlato molto spesso dell'attività di Aris, anche di come l'attività di Aris sia cambiata nel corso degli anni. Credo sia la prima volta che parlando di Aris parliamo di letteratura, parliamo di libri, insomma, che in tal senso questa attività all'interno di Aris come si inserisce? Ma intanto Aris si occupa comunque di letteratura perché al suo interno esiste un gruppo di lettura che appunto si trova regolarmente e non la conduco io assolutamente, però è un'altra persona e che appunto legge, si occupano di lettura fatta in comune e quindi lì ci sono poi sono tremendi questi perché poi dopo i giudizi dei gruppi di lettura sono tremendi, mamma mia, sono terribili. E poi appunto esiste una piccola biblioteca eccetera, per cui la letteratura c'è e poi appunto Aris si occupa anche di altre cose sempre legate appunto all'invecchiamento attivo, per cui diciamo che è un'associazione che ecco, si dice no, che uno degli strumenti per mantenersi sempre, come dire, intellettualmente in forma è proprio la lettura, cioè sì. Leggere. Io la fortuna, mia mamma ha 93 anni, legge come una matta, devo dire, delle volte devo anche dire va piano, perché insomma ed è curioso, se vogliamo, che vado molto per una generalizzazione. Si legge tanto da bambini perché dicono che il bambino capisce, quando gli dai un libro in mano capisce subito cosa deve farne, anche se non sa leggere, e si ritorna a leggere dopo una certa età, logicamente perché si ha più tempo, perché si ha più voglia anche di, magari anche di evadere, eccetera. Il problema della lettura sono le età di mezzo, dove si incomincia a leggere di meno e dove per certi aspetti non si riesce a leggere, quindi... Sì, un po' il tempo sicuramente influisce, la vita un po' accelerata, poi oggi abbiamo anche social, distrazioni anche che forse qualche anno fa non c'erano. Poi appunto l'Italia non è un campione molto virtuoso dal punto di vista della lettura. È anche vero che però appunto esistono delle isole felici, uno zoccolo duro di lettori che resiste, perché se vediamo la partecipazione ai vari festival di letteratura, penso a Mantova, penso a Pordenone Legge, situazioni di questo tipo, la presenza è veramente molto forte. Quindi forse è anche un po' luogo comune di pensare che si legga poco. Ho capito. Forse si legge male. Forse si legge male o forse ci sono meno lettori ma molto forti. Ah, sì, forse non sono uno statistico, quindi rischio di dire anche delle inesattezze, però forse la lettura in Italia è meno diffusa nel senso capillare, però in quelle situazioni dove si legge molto. Tantissimo. Sì. Ma per esempio l'utilizzo, diciamo Kindle, tutte quelle diavolerie là, eccetera, che io tra l'altro anche posseggo, ma per altre ragioni. Io non vedo una grande, non penso che l'entrata in scena appunto di Kindle o di altri strumenti di questo genere abbia impensierito più di tanto le librerie. Non penso, mi sembrerebbe strano, anche perché è un utilizzo più di convenienza. C'è gente che lo utilizza, nel caso mio, perché in alcuni casi, purtroppo le case editrici non comprendono di dover stampare con caratteri
civili, e Einaudi dovrebbe chiedere scusa per menzogne e sortileggio della Morante che non si può leggere, non si riesce a leggere, quindi qui casomai forse aiuta per certi versi. Sì, poi ci sono, l'ebook ha anche il vantaggio di mantenere in catalogo titoli che invece su carta sono già scomparsi. È vero, e questa è un'ottima risorsa, sì, ad esempio. Sì, questo è vero. È anche vero che io conosco persone che magari iniziano a leggere il libro sul supporto elettronico e poi vanno a comprarsi il libro per tenerselo lì. Perché è bello da vedere. Perché è bello anche avere l'oggetto, no? Avere, sì. Poi per comodità, se io giro in autobus, me lo tengo in tasca o nella borsa, nello zaino, e quindi magari appunto tutta la recherche di cui parlavamo prima fuori onda è facile, da tenerla da tenere, invece da portarsi in giro è un po' più difficile. Lei diceva dell'autobus, eccetera, tu dicevi dell'autobus, eccetera, in Gran Bretagna e credo anche in Francia, lì in Gran Bretagna, in Francia, a Londra e a Parigi, vedi tantissime volte in metropolitana la gente che magari fa tragitti anche lunghi, eccetera, quindi col libro, è anche vero un dato che nel nostro paese non c'è mai stata la tradizione del libro economico nel senso stretto del termine. Ormai non esiste più gli Oscar Mondadori, ne vedi davvero pochissimi, sì, eccetera. In quei paesi il libro economico era veramente economico, cioè con 4 euro te portavi a casa da noi il libro economico come minimo era sopra i 10. Sì. Quindi c'è anche questo che sì, abitua di più quei paesi alla lettura. Sicuramente. Credo che siano problemi anche non soltanto imputabili all'editore, ma anche problemi fiscali. Sì. L'IVA è abbastanza alta, sì, poi c'è tutta una serie di discorsi legati appunto alla vendita, alla distribuzione, che sicuramente influiscono, perché poi l'editore è costretto a mettere un prezzo in copertina, certo, che è poco abbordabile. È anche vero che ad esempio sto notando che anche l'ebook però sta arrivando ad avere dei prezzi un po' interessanti, perché sì, mi ricordo i primi anni, adesso ormai sono diversi anni che leggo in elettronico, i primi anni libri che superavano i 2-3 euro ce n'erano veramente pochissimi. No, adesso si trovano libri che costano più di 10 euro, sì, che per un libro sì, in ebook non ha senso. Sì, tra l'altro, perché il costo è veramente minimo. Tra l'altro, questo non è, sta aumentando anche, ma lì ormai il prodotto, ahimè, sta diventando di nicchia, sta aumentando nuovamente il prezzo dei DVD, dei film che escono in DVD, e siamo tornati a livelli 10 o 15 anni fa, ed è un po' preoccupante, ma del resto appunto sì, infatti, cambiano anche le mode. Sono le leggi del mercato, quelle poi è anche difficile comprenderne i meccanismi e tutto quello. Allora abbiamo ancora 2 minuti e siccome vedo che sto parlando con una persona a cui piace leggere, si può cominciare a chiudere con una domanda sciocca, che per esempio ognuno nella vita ha un libro che magari non è il più bello che abbia letto, che forse non è il più, non lo so, ma che comunque resta il libro. Nel caso tuo qual è? Nel caso mio potrei dire che forse è giusto, forse uno dei primi libri che ho letto da adolescente e che ho comprato io, perché sì, quando ero più piccolo me li compravano i genitori ovviamente, che è Addio le armi di Hemingway. Ho capito. Che tra l'altro è l'Oscar numero 1. È vero. Che ho ancora, in ristampa ovviamente, però di quegli anni, sì. degli primi anni 70, e quello è credo che sia stato proprio il primo, comunque fra i primissimi, che io ho comprato e letto come libro mio. E quindi quello è un libro a cui tengo particolarmente. Io invece ho uno che avevo comprato ormai nell'85 quando uscì. Pochi lo conoscono perché all'epoca ebbe una grande diffusione, ma poi per tutta una serie di motivi. Ed è un libro, un romanzo scritto da Simone Signoret che si intitola Dio Volodia. E in genere chi lo legge, io molto lo regalo quando posso recuperarlo perché è difficile, non è più, ormai penso di sì, non è più in distribuzione. Chi lo legge poi quasi sempre dà un significato diverso
alla Marcetta di Stanlio e Olio, perché ha un ruolo nel libro. Ma è vero, ognuno poi, magari io ne avrò letti anche di migliori, sicuramente, però resta come riferimento. Perché poi dipende anche dal momento in cui una persona legge quel libro, magari lo stesso libro letto in diverse epoche della propria vita dà delle sensazioni differenti. Io sono uno che rilegge anche. Io meno. Quindi a volte o scopro cose nuove che assaporo, a volte dico ma perché mi era piaciuto questo libro? Ultimo flash proprio, e ti è mai capitato di leggere meno velocemente verso la fine del libro per non staccarti dal libro? Assolutamente sì. È vero, questo è un po'... Queste sono finezze per qualcuno dice che appunto finire un libro è come lasciare un vecchio amico, no? Per cui a volte, non sempre, però a volte sì. Allora ricordatevi, il 12 febbraio parte Letteratura sostantivo femminile, questo ciclo di incontri e presentazioni nella sede di Aris in via Besenghi 16. Siamo veramente addirittura d'arrivo, quindi io ringrazio Roberto Maestri per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. E noi ci vediamo domani, domani c'è anche Trieste d'Arte. Buona serata a tutti, arrivederci. Buonasera.